E adesso è il momento di presentare un personaggio molto, molto famoso. Andiamo avanti quindi col programma. Un momento molto particolare. Hola! Cione. Ciao, ormai mi date le botte. Come va? Come va? Come va? Molto male, grazie. Ma sti cabroni ti sto fissando, non te lo dico un'altra volta. Non chiedimi più niente, non chiedimi storie di gente, perché in paese mi stanno accusando che sono troppi oi. No, strano. Mi racconto le storie dell'altra gente. Stranissimo. Ti dico tutto. Non chiedimi più niente, anche se insisti, non chiedimi niente. No, sto insistendo. E l'altro ieri mi ha fermato un assessore, mi ha incolpando, mi sei troppi oi. Un assessore di paese, ma proprio lui parla. Perché? Con l'assessore, volevo ricordarti che ti hanno accusato di pettulato, Ma che peculato, questione di soldi, sarà. No, pettulato, questione di petti, adesso mi si sgazza, ego. Aria, roba di... Che poi non voglio fare nomi, non faccio nomi, tanto lo riconoscete del suffrago. Che schifo! Calnuazza si crocca, te sprantas. Mamma mia, lo sai che mi hanno detto una cosa? Nella palazzina dove abita lui hanno dovuto togliere l'ascensore. Che dopo che è salito lui si è acceso la sigaretta a un vicino di casa e è stata in aria. Tipo camera a gas. Potentissimo. Oh, questo c'ha due figli, il diavolo e l'acqua santa. Non ti dico niente, Non dirmi nulla perché non mi interessa. Vabbè, forza che... Nati tu no, ma non mi prendo senza il logo, Praticamente la figlia si è laureata, è diventata avvocato. È una tipa in gamba. La gamba! Porta due scosce da Diaic! A marchio Parmacotto Gran Biscotto! Ma tutti tu li conosci! Mamma mia! C'ha il piede, Mario, un traslattato! Come ti sei nata? Una nave crociera! Ma che cos'è? Le hanno dovuto togliere la patente, volta a consumare che la cara sia la frizione sia l'acceleratore che soffre, sempre da imponenti! Ma che gente conosce? Su frati, tonto che sarappa, arrone doverino! Gli è venuto uno schizzo un paio di mesi fa, ad attaccargli e si è aperta una scuola di musica. Per dare lezioni? No, non disgobbai tutto! Non pigliavo batteria, sa chitarra, sa rotto, E non l'hanno arrestato? Oh no, amico, il padre assessore, la sorella avvocato, che cosa che lei fa? Comunque abbiamo discorsi, che a me non mi piace criticare l'altra gente, che poi mi dicono che racconto tutto. Lo sai cosa è successo in paese? All'edicolante. Non dirmi nulla, per carità. Petro Dionetto! Non dirmi nulla. La titolavo una cosa importante. Praticamente l'edicolante di paese non hanno fatto beato. Ha fatto qualche miracolo? No, gli è morta la suocera. Chiattana! Arronindone! È morta avvelenata dai funghi che ha trovato noi! Dovevi vedere al funerale 400 persone in fila! Fagli le condoglianze perché... No, per comprare un chilo di funghi! No! Arronindone! Comunque lasciamene andare a un amico che sto chiedendo un prestito in banca. Aiuto, mamma mia. Mi hanno chiesto un sacco di documenti e quindi devo andare domani a portare tutti i documenti. Bisogna dare le garanzie, giustamente. Ho preparato tutto, ti mostro sta garanzia adesso televisori, del microonde e desta PlayStation. Però un amico mi raccomando, non mi ti prenda senza il logo, perché lo sappiamo solo in 3. Deu, dui e Totto Sabino. Hai ragione, Francesco Porcu. Noi torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Fuori onda.